Al termine dell'allenamento di martedì siamo con Pasquale Galluzzo, bomber dello Sciacca. Domenica scorsa doppietta e vittoria in una partita con la Nissa per 3-2. Pasquale, questo Sciacca inizia davvero a fare sul serio. Sì, stiamo facendo un buon campionato, noi ce la metteremo tutta per andare avanti e giocarcelo con tutti. Con l'umiltà si va avanti, giustamente ci sono squadre attrezzate che noi diremo la nostra in questo campionato. Come pensi che questo Sciacca possa vincere il campionato? Lo Sciacca è una squadra accreditata per vincere il campionato, però tu sai che i campionati sono difficili, si gioca partita dopo partita. Sì, sinceramente noi guardiamo partita dopo partita e affronteremo tutte le partite allo stesso modo. Giustamente sarà un campionato molto duro da affrontare nei giorni di ritorno e speriamo bene. Bene, ad un certo punto volevi quasi smettere con il calcio e invece è ritornata la voglia di giocare e difendere i colori nero-verdi. Eh sì, quando chiama la città dove sei nato e cresciuto, dire di no è impossibile, quindi già lo scorso anno abbiamo vinto il campionato in prima, quest'anno siamo in promozione, aiutati da un grande pubblico, da una grande tifoseria e dagli ultra che sono veramente eccezionali ogni domenica. È proprio del pubblico che volevo parlare, ho visto delle immagini, la domenica è un piacere scendere in campo, girarsi dall'altro lato e vedere più di 1000 persone. Sì, a me sinceramente era una cosa che non era mai capitata in tanti anni di giocare in queste categorie, diciamo, dilettantistiche. Però veramente giocare con questo pubblico e soprattutto nella città dove sei nato, avere tutte queste persone, questi tifosi è veramente qualcosa di eccezionale e ti dà una carica in più la domenica per cercare di vincere le partite. Non è sicuramente una domanda da fare ad un giocatore, però questo Sciacca dove vuole arrivare, in virtù anche del fatto che ora ci sarà una campagna di rafforzamento, si stanno per aprire le liste, era girata qualche voce che la società, invece io ho avuto conferma dei dirigenti che la società rilancia e non il fatto che Cortese sia andato via. Cosa può succedere adesso? Ma dispiace che è andato via Cortese, che sicuramente non sono io a conoscerlo, quindi, però sicuramente la società farà qualche movimento in entrata per cercare di arrivare il più in alto possibile. Noi ce la metteremo tutta, giocheremo partita dopo partita per cercare di tirare il massimo su ogni partita. Siamo con Vincenzo Piazza, tecnico dell'Unitas Sciacca, mister, vittoria sofferta domenica, credo meritata comunque con la Nissa. Sì, sofferta perché abbiamo fatto l'ultimo gol, il 3-2 l'abbiamo fatto al 92esimo. Sofferta sì, ma meritata sicuramente perché abbiamo comunque attaccato la porta più di 90 minuti, poi trovando il gol della vittoria, diciamo, negli ultimi minuti. Da oggi iniziate a preparare la trasferta di Villabate, venite da 4 vittorie di fila, volete continuare sicuramente questo filotto? Sì, noi innanzitutto ogni partita ha la sua storia, però non nascondiamo che ogni volta che scendiamo in campo giocheremo sempre per vincere, ci mancherebbe. Che aspettative abbiamo per il futuro dello Sciacca? L'imminente futuro chiaramente. L'imminente futuro è innanzitutto di giocarci il campionato a viso aperto con tutte le squadre e in tutti i campi, sia in casa che fuori. L'abbiamo fatto con tutte le squadre che abbiamo incontrato, lo faremo sicuramente con tutte le altre squadre che dovremmo incontrare. Campagna di rafforzamento, arriverà qualche giocatore, Cortese è andato via? Sì, Cortese è andato via, ovviamente stiamo vedendo con la società, vediamo a dicembre quello che possiamo trovare, quello che possiamo avere di bisogno e vediamo di farci un regalo, non dico un regalo ma è diventata una necessità.